Nella giornata contro la violenza sulle donne, la diffusione dei dati su un fenomeno che non accenna a diminuire e che prende sempre più piede anche sul web. Le forze dell'ordine invitano a denunciare "non siete sole". Un automobilista è finito in un dirupo precipitando per una decina di metri rimanendo incastrato nel mezzo. È successo nel primo pomeriggio a Paolaro. L'uomo ha riportato diverse lesioni ma non è in pericolo di vita. Nel cantiere dell'ex birreria Dormish a Udine attirano la curiosità dei cittadini le 120 botti per la preparazione della birra emerse dai piani interrati dello stabile. La demolizione terminerà entro l'anno, da gennaio la ricostruzione. Cerimonia a Udine per l'accensione degli alberi e delle luminarie in vista delle imminenti festività e in fiera inaugurate da Natale in piazza Primo Maggio le tradizionali bancarelle di Santa Caterina. Presentata oggi in Regione Udine la nuova iniziativa del gruppo Media Friuli, si tratta del primo numero del settimanale interamente marilenghe La Voz dei Furlans, in edicola da oggi. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Dal 1 gennaio al 20 novembre 2022 sono stati registrati 273 omicidi con 104 vittime donne, di cui 88 uccise in ambito familiare o affettivo. Di loro 52 sono state uccise dal partner o dall'ex. Ricorre oggi la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, violenza che prende sempre più piede anche sul web. Dalla polizia arriva la raccomandazione: denunciate perché non siete sole. Da quella fisica a quella psicologica, il 25 novembre si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, violenza che si manifesta in tante forme e prende sempre più piede, quella sul web. La polizia postale, diretta in Friuli Venezia Giulia da Manuela De Giorgi, ha rilevato un incremento del 34% dello stalking in rete, di cui 3/4 contro donne. Le molestie sono salite con numeri analoghi, mentre il revenge porn del 110%. Anche le estorsioni a sfondo sessuale sono cresciute e dal 2020 sono 50 le denunce in regione, mentre 6 i casi di cyberbullismo. Le forze dell'ordine raccomandano di denunciare sempre ogni piccolo episodio, anche di vessazione psicologica. La mancanza di rispetto, dire alla propria compagna non di mettere la gonna, questa gonna perché è troppo corta, cioè è una cosa, una forma di pressione che già denota una mancanza di rispetto. Anche vietare alla propria compagna, alla propria fidanzatina, alla moglie di andarsi a fare un aperitivo con le amiche perché chissà che cosa succede dopo, è già quella un'altra forma di violenza. Non c'è un'età specifica, anzi è un fenomeno che colpisce i giovanissimi. Oggi notiamo anche tra i ragazzi giovani delle fragilità che poi li portano a compiere gesti che sono assolutamente antipatici. Ecco perché dobbiamo lavorare molto per il recupero di queste situazioni. Dobbiamo educare sempre, far capire quali sono i veri valori, perché questa è sottocultura. E proprio nella giornata di oggi è stata inaugurata al Comando Provinciale dei Carabinieri di Pordenone una stanza tutta per sé, un luogo confortevole e accogliente nel quale le donne vittime di violenze e abusi possono sentirsi protette nel delicato momento della denuncia e nel percorso verso il rispetto e la dignità della sua persona. È sicuramente un momento molto importante che, grazie anche al protocollo che c'è tra l'Arma dei Carabinieri e il Sor Optimis, vede oggi al Comando Provinciale Carabinieri di Pordenone l'inaugurazione di una stanza che sarà in futuro un punto sicuro per tutte le donne che subiscono qualsiasi tipo di sofferenza. Stiamo parlando di un locale protetto, di un locale a cui sarà possibile accedere anche in forma riservata, separato da tutti gli altri spazi comuni della caserma. È un locale che ovviamente ha una duplice finalità, sicuramente simbolica, poi inaugurandolo oggi nella giornata dedicata alla lotta contro la violenza delle donne e a testimonianza, diciamo, dell'impegno che l'Arma dei Carabinieri e tutte le altre istituzioni fanno quotidianamente in questa grande battaglia, ma anche un aiuto concreto, perché siamo convinti che sarà un ulteriore passo
per rendere meno traumatico possibile il momento del primo approccio tra la donna che ha subito qualsiasi tipo di sofferenze e gli investigatori che sono chiamati ad operare. In Italia questa è la 195esima stanza tutta per sé che Soroptimist realizza in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e con le questure. Ne sono state infatti realizzate 155 nei comandi dei Carabinieri e 40 nelle questure. Il progetto è dell'architetto Castellani, la nostra socia, tutto a livello interno abbiamo fatto, le parti grafiche di Rosella Simoni e poi i quadri. I quadri sono una donazione della pittrice Alda Antoni. Parlarne del fenomeno della violenza contro le donne e prenderne consapevolezza affinché questa cultura possa finalmente cambiare è una delle azioni che cittadini e istituzioni possono e devono fare, soprattutto in questa giornata. A dirlo è la consigliera regionale della Lega, Maddalena Spagnolo. Sono oltre 60, fa sapere, i progetti promossi e finanziati per circa 300.000 euro dalla Regione a questo fine, tradotti in eventi, manifestazioni nei territori e nei comuni che stanno coinvolgendo moltissimi cittadini. Ringrazio, conclude Spagnolo, l'assessore Rosolenne per la sensibilità dimostrata anche in questo ambito e tutti i comuni e le rispettive amministrazioni che hanno offerto la possibilità ai cittadini di affrontare questa tematica, a volte anche ascoltando direttamente i genitori di Nadia Orlando, Antonella Zuccolo, Andrea Orlando e la madre di Lisa Puzzoli, Mariela Zagnera, ai quali va la più profonda vicinanza e gratitudine per la disponibilità a condividere la tragica esperienza vissuta affinché non si ripeta. Il gruppo Salute, Politiche Sociali, Contrasto alla violenza contro le donne della Commissione regionale Pari Opportunità ha proposto un dépliant con lo scopo di aiutare le donne che si trovano in situazioni di disagio e le persone che vengono a conoscenza di situazioni di violenza o di rischio. No alla violenza contro le donne, insieme si può. È il titolo di un dépliant realizzato dalla Commissione regionale per le pari opportunità insieme al gruppo Salute e Politiche Sociali, che ha lo scopo di aiutare le donne che si trovano in situazioni di disagio e quanti vengono a conoscenza di situazioni di violenza o di rischio. È stato presentato in occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne. In questo volantino noi abbiamo voluto mettere insieme tutti i centri antiviolenza e gli sportelli di ascolto contro la violenza, in modo che le donne possano avere dei recapiti e informarsi e chiedere aiuto in caso di necessità, perché la violenza non diminuisce. Anche quest'anno abbiamo 104 casi di vittime per femminicidio e la cosa più grave è che 42 di questi casi si sono svolti all'interno delle mura domestiche per mano di un partner e del coniuge o di un familiare. Se si è vittime di violenza o di stalking, il numero da contattare è il 1522. Siamo alle notizie di cronaca. È finito con l'auto in un dirupo, precipitando per una decina di metri. Ha riportato diverse lesioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L'uomo coinvolto questa mattina in un incidente accaduto poco prima delle 13 a Rio, nel comune di Paolaro. Il ferito è rimasto incastrato nell'abitacolo. I vigili del fuoco hanno stabilizzato l'auto e poi hanno aperto un varco nell'abitacolo per estrarre l'uomo ferito, ma appunto rimasto sempre cosciente. Il personale sanitario giunto con ambulanza e con elicottero lo ha preso in carico portandolo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, sul posto anche carabinieri della compagnia di Tolmezzo. E un ragazzo 17enne è stato investito questa mattina lungo via della Ferriera a Pordenone. A travolgere un automobilista che si è fermato a prestargli le prime cure e ha chiamato i soccorsi. Sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e un'automedica. Il minorenne è stato portato in ospedale a Pordenone, fortunatamente con ferite non gravi. Le forze dell'ordine si stanno occupando di accertare le cause dell'incidente. Un altro incidente si è verificato ieri sera lungo l'A4 con feriti tra le uscite di Cimpello e Azzano Decimo, 2 le auto coinvolte che si sono scontrate nella carreggiata in direzione Portogruaro. Una è finita nel fosso che costeggia l'autostrada, mentre l'altra si è fermata 200 metri più avanti. Gli occupanti dei due mezzi sono usciti da soli dalle auto, ma per le ferite sono stati soccorsi dai sanitari e portati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e autovie venete.
Ristoranti e cantieri edili della provincia di Udine sono stati oggetto di controlli da parte dei carabinieri mirati a verificare il rispetto delle norme della sicurezza dei lavoratori. È stata sospesa l'attività di un ristorante etnico di Gemona e di un cantiere edile a Udine, comminate multe per 130.000 euro. 2 attività sospese e sanzioni per oltre 130.000 euro. È l'esito dei controlli effettuati dal Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Udine con la collaborazione dei colleghi delle compagnie di Udine, Palmanova e Tolmezzo per prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza. In particolare, i carabinieri hanno sospeso l'attività di un ristorante etnico di Gemona, sanzionato per 60.000 euro per violazioni in materia di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, omessa formazione sulla sicurezza ai lavoratori e la mancanza di una cassetta di primo soccorso. Sospesa invece l'attività di un ristorante etnico a Martignacco per lavoro nero. L'attività è stata sanzionata per 43.000 euro anche per violazioni in materia di sorveglianza sanitaria di minori e omessa formazione sulla sicurezza ai lavoratori. Sospeso un cantiere edile a Udine con sanzioni per 15.000 euro per l'omessa protezione nei ponteggi e la mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle ditte operanti. Una pelletteria all'ingrosso di Manzano è stata sanzionata per 12.000 euro per violazioni riguardanti l'assenza della cassetta di primo soccorso e l'omessa formazione sulla sicurezza ai lavoratori dipendenti. Infine, un impianto di videosorveglianza non autorizzato e la mancanza della cassetta di primo soccorso sono costate una sanzione di 7.000 euro ad un emporio di Cassacco. È stato fermato in auto a Udine per un controllo e trovato con 12 grammi di marijuana suddivisi in buste di plastica. Un 37enne ha aggredito i carabinieri mentre stavano stilando i verbali. Ne ha fatto cadere uno a terra colpendolo ripetutamente. Un altro militare è immobilizzato con il taser. L'uomo, che è stato arrestato per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, è stato portato nel carcere di Via Spalato. Durante la perquisizione nell'abitazione del 37enne sono stati rinvenuti 300 grammi di marijuana, contanti, provento di spaccio e attrezzatura per l'essiccazione delle piante stupefacenti. Un risarcimento per danni morali ed immagine da 600.000 euro. Lo ha chiesto la Kronospan di San Vito al Tagliamento alla portavoce del comitato ABC che si batte contro l'ampliamento del sito produttivo. Oggi a Pordenone la prima udienza del processo per diffamazione. Prima udienza oggi in tribunale a Pordenone del processo per diffamazione riguardante la Kronospan di San Vito al Tagliamento. Sul banco degli imputati le 2 portavoci del comitato ABC che si batte contro l'ampliamento del sito comprensivo di Essiccatoio. A dare il via alla causa è stata la società rappresentata dall'avvocato Maurizio Miculan, che ha chiesto un risarcimento di 600.000 euro per danni morali ed immagine subiti a causa dei post e degli articoli pubblicati dal comitato negli ultimi anni che conterrebbero attacchi e accuse infondati. La Kronospan ha già stabilito che qualunque somma risarcitoria ottenuta sarà devoluta in beneficenza. Dal canto loro, le 2 imputate, difese dall'avvocato Luca Ponti, sostengono di essersi limitate a riprendere i fatti ricavati dai documenti prodotti dalla stessa Kronospan e contenuti nelle istanze alla Regione e di aver esercitato il libero diritto di manifestazione del pensiero. La prossima udienza è prevista per fine febbraio 2023. Il governo considera il sito Wärtsilä di Trieste strategico per l'industria nazionale. A dirlo la sottosegretaria all'industria al Made in Italy Fausta Bergamotto. Il sito Wärtsilä Trieste è strategico per l'industria nazionale e sono stati avviati contatti con diverse società potenzialmente interessate alla reindustrializzazione. Lo ha affermato la sottosegretaria del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, che ha risposto a un'interpellanza urgente del capogruppo PD alla Camera, Deborah Serracchiani. Pellanza, l'ex governatrice del Friuli Venezia Giulia, aveva chiesto al governo di convincere l'azienda a mantenere la produzione anche oltre giugno 2023, come proposto da Wärtsilä, e di rendere stabile il tavolo di crisi. Bergamotto ha dato la disponibilità a sostenere il percorso di reindustrializzazione con incentivi, formazione e accompagnamento degli investimenti esteri. Intanto, martedì prossimo, il futuro del sito di Bagnoli della Rosandra sarà al centro del tavolo convocato nella sede del Ministero su richiesta del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Vedrega. All'incontro sarà presente l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen.
Davide Boeri è il nuovo capogruppo del gruppo Industrie Metalmeccaniche di Confindustria Udine. Eletto all'unanimità subentra a Vito Rotondi, già presidente per un doppio mandato del gruppo Giovani Imprenditori di Udine. Boeri, amministratore unico di Cromo Friuli SRL di Lauzacco, sottolinea le problematiche maggiormente sentite dal comparto, come la mancanza di manodopera specializzata e il caro energia e gas. Sulla base dei dati dell'indagine congiunturale elaborata dall'Ufficio Studi di Confindustria Udine, nel 2021 l'indice della produzione dell'industria metalmeccanica della provincia di Udine, che conta quasi 24.000 addetti, dopo la crescita registrata nel 2017 e la caduta nel 2020 del meno 7,6%, nel 2021 ha registrato un aumento annuo del 7,1%. L'industria siderurgica, dopo aver segnato nel 2021 un forte rimbalzo tendenziale, nel terzo trimestre del 2022 ha registrato una flessione dell'11% rispetto al trimestre estivo dello scorso anno. Complessivamente il comparto metalmeccanico friulano ha reagito all'impennata dei costi energetici anche grazie al traino delle esportazioni. Non si può però ignorare che l'aumento vertiginoso dei costi di produzione per le imprese ha comportato per molte di esse una pesante erosione della marginalità. Impossibile condividere un percorso con chi alla transizione ecologica ed energetica preferisce trivelle, inceneritori e centrali nucleari. Così il Movimento 5 Stelle, in vista delle possibili alleanze per le prossime regionali, ieri il confronto con il leader Giuseppe Conte. Il Movimento 5 Stelle non si siederà al tavolo con forze politiche che strizzano l'occhio al centrodestra. È quanto ha detto oggi il coordinatore regionale dei Pentastellati, Luca Sut, dopo l'incontro con il leader Giuseppe Conte per un primo confronto in vista delle elezioni regionali del 2023. Ieri, assieme ai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle e al senatore Patuanelli, abbiamo avuto il primo confronto propedeutico alle prossime elezioni regionali con il presidente Conte e la vicepresidente Paola Taverna. Hanno condiviso il percorso che abbiamo iniziato in questi mesi e i passi che a breve ci porteranno a presentare ai cittadini la nostra visione di Friuli Venezia Giulia, dalla sanità pubblica ai temi ambientali, dallo sviluppo economico sostenibile, di una nuova architettura istituzionale che rafforzi l'autonomia regionale alle infrastrutture necessarie. Valuteremo poi il dialogo con tutte le forze politiche e civiche che ci riconoscono nel campo progressista e che condividono queste proposte e ci convinceranno a condividere le loro. È chiaro, come abbiamo sempre detto, che sarà difficile, se non impossibile, sedersi al tavolo con chi alla transizione ecologica ed energetica preferisce sognare nuove trivelle, inceneritori o addirittura centrali nucleari. Per questo abbiamo già ribadito in tutti i tavoli affrontati che non abbiamo intenzione di sederci con forze che strizzano l'occhio al centrodestra. A Klagenfurt in Austria sono stati celebrati 10 anni di attività del CECT, gruppo europeo di cooperazione territoriale tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia. È un bilancio più che positivo. A distanza di 10 anni dalla creazione, quello che Friuli Venezia Giulia, Veneto e Land Carinzia hanno fatto del progetto JECT Euroregio senza confini. A Klagenfurt è stato celebrato l'anniversario di un percorso che ha fatto crescere i territori e la cui importanza è stata evidente durante l'emergenza pandemica e degli incendi. Sì, questi sono stati due temi su cui si è toccato con mano cosa significa effettivamente cooperare. Nel momento in cui la pandemia ha colpito, nessuno aveva la certezza di quale fosse la soluzione, ma sicuramente le condizioni in cui ci trovavamo ad operare erano le medesime e anche qui con i problemi legati allo spostamento delle persone, al fatto che non si riusciva ancora a capire come si riuscivano ad operare i trasporti, le merci, ricordiamo tutti con disagio quella situazione, le nostre regioni hanno trovato una via di comunicazione che ha consentito di affrontare in modo comune questa sfida e portare un giovamento. Il governatore del Land Carinzia, Peter Kaiser, ha rimarcato come i territori aderenti al JECT, che in passato sono stati funestati dalla guerra, oggi rappresentino un esempio di cooperazione a livello europeo. L'auspicio è che questa collaborazione prosegua con il coinvolgimento delle nuove generazioni, rafforzando la volontà di vivere e operare insieme. L'assessore regionale del Veneto e Bilancio e Patrimonio, Francesco Calzavara, ha quindi sottolineato l'importanza di continuare a credere e investire sui progetti comuni come le ciclovie transfrontaliere ed evidenziato l'importanza del dialogo e della cooperazione tra i membri del JECT sul tema della sostenibilità ambientale.
Torniamo a Udine, nel cantiere dell'ex birreria Dormish sono visibili le 120 botti in acciaio dove un tempo veniva preparata la birra. La demolizione dell'antica fabbrica terminerà entro Capodanno. Tanti cittadini si sono fermati in questi giorni a guardare il cantiere dell'ex birreria Dormish, attirati e incuriositi dalle 120 botti in acciaio un tempo utilizzate per preparare la birra, in parte ancora integre, estratte durante gli scavi dell'antica fabbrica udinese. Gli enormi contenitori si trovavano nei 2 piani interrati dell'ex sito produttivo tra Viale Bassi e Via Micesio, rimasto attivo fino al 1988 e colpito 11 anni dopo da un grande incendio che devastò buona parte della struttura. Su quest'area sorgerà Corte Porta Villalta, progetto da 25 milioni di euro finanziato dalla Danieli di Buttio, dove troveranno spazio la nuova sede dell'ITS Malignani, oltre a un'ampia zona di ristorazione e di ritrovo. Il nostro obiettivo, spiega l'ingegnere Simone Franco, responsabile del cantiere, è di terminare la demolizione dell'ex birreria entro Capodanno. Al momento, oltre la metà della demolizione è stata completata grazie all'eliminazione del 50% dei 2 piani superiori e del 30% dei 2 piani interrati dell'antica fabbrica. A gennaio, conclude Franco, contiamo di poter iniziare l'approntamento del cantiere per la costruzione della nuova struttura. L'orafo scultore Piero De Martin è venuto a mancare nella notte all'età di 67 anni all'ospedale di Latisana dopo aver lottato contro una malattia che gli era stata diagnosticata un mese fa. Nato a Cassano di Strada, dove risiedeva con la famiglia, operava a Codroipo, dove in Via Italia aveva la sua galleria d'arte, e a Lignano Sabbiadoro in Piazza Fontana. Era stato docente di arte orafa al liceo artistico Sello di Udine. Piero De Martin era conosciuto a livello internazionale per l'estrosità nelle sue creazioni. Nel 2019 aveva festeggiato 40 anni di attività artistica. Le sue opere sono state esposte a Dubai, Miami, Stoccarda, San Pietroburgo e Parigi. Alcuni lavori inoltre sono presenti in collezioni pubbliche e private a Monaco, New York e al Museo di Efeso in Turchia. Si è spenta serenamente Teresa Cois, una delle donne più anziane del Friuli Venezia Giulia. Aveva 108 anni. L'ultimo compleanno lo aveva festeggiato nella residenza polifunzionale di Campeglio assieme al figlio, alla nipote, alla bisnipotina, agli amministratori di Atimis e Faedis e a una ventina di ospiti della struttura. Nonna Teresa era nata il 18 luglio del 1914 a Porzus, poche settimane dopo l'attentato di Sarajevo che portò alla Grande Guerra. Teresa è sopravvissuta anche al secondo conflitto mondiale, che ha resistito alla povertà ed è riuscita pure a superare indenne 2 anni di pandemia. Alla nostra domanda, in occasione dell'ultimo compleanno, sul quale fosse il ricordo più bello della sua vita, rispose: lavorare. Proseguiamo e ritorniamo a Udine, dove è cominciata oggi in piazza Primo Maggio la tradizionale fiera di Santa Caterina, che continuerà fino a domenica. Continuerà fino a domenica in Sardingranta a Udine la fiera di Santa Caterina. Dopo le difficoltà legate alla pandemia, la tradizionale festa d'ottobre ritorna senza limitazioni. È tornata come sempre, come nell'antichità, insomma, questa fiera che è la fiera più antica della regione. La fiera di Santa Caterina, dobbiamo tornare indietro fino al 1300, quando il patriarca permise in pratica alla città di Udine organizzare questo grande appuntamento. Già vedere tutto questo afflusso di tantissime persone e sentire soprattutto i loro commenti, perché tutti ci dicono che è una tradizione che non si può non venire a Santa Caterina, e d'altronde tutte queste splendide bancarelle che vediamo qua, che vanno dall'abbigliamento ai dolciumi alle immancabili frittelle della nonna, sono motivo di grande attrazione. Un'opportunità per ritrovarsi e per cercare tra le bancarelle il buon affare. Li ho fatti gli affari e come già da stamattina, certo. Bisogna sempre venire. Io ho trovato diversi. Non vedeva da tempo? Sì, a quest'ora poi. Probabilmente ci troviamo un po' più di gente, pausa pranzo e per cui. Sono sempre stata qui in Piazza Primo Maggio perché comunque avevo mia mamma che aveva una bancarella una volta, quindi è proprio un ritorno, diciamo, un po' all'infanzia così, e comunque è sempre un momento comunque di socialità, comunque in mezzo alla gente. Santa Caterina è effettivamente un momento magico che per tradizione bisogna assolutamente frequentare.
E come capita ogni anno, in concomitanza con le bancarelle di Santa Caterina ci sono state ripercussioni sul traffico. Le chiusure e deviazioni previste per la sicurezza della fiera hanno mandato in tilt la viabilità, in particolare durante le ore di punta. Lunghe code, ad esempio in Viale Venezia, allo snodo di Piazzale Osoppo, ma anche più a ridosso del centro storico. Incroci, punti critici della città sono presidiati e vigilati dalle pattuglie della polizia locale. E sono più di 112.000 i cittadini ucraini transitati per il Friuli Venezia Giulia dall'inizio del conflitto. L'Associazione Nazionale Oltre le Frontiere ha tracciato il bilancio dell'attività a 9 mesi dall'inizio dell'invasione russa. Un lavoro congiunto che ha consentito di integrare e supportare le centinaia di persone in fuga dall'Ucraina, invasa dalla Russia. ANOLF, Associazione Articolazione della CISL, ha presentato l'attività di accoglienza rivolta a chi fuggiva dal paese. Per i confini regionali sono transitati 112.313 ucraini, di questi però solamente 6.148 sono rimasti in regione, la maggioranza a Udine, e molti sono anche tornati a casa. 281 quelli ancora ospitati nei CAS, ovvero nelle strutture messe a disposizione del pubblico. Il resto ha trovato collocazione a casa di parenti e amici. Molti bambini con patologie anche gravi, tutti curati al burlo. ANOLF ha invece creato dei corsi di lingua italiana per migliorare l'integrazione. Noi abbiamo dato subito la disponibilità, quella di estendere il nostro progetto già finanziato, il progetto europeo che è già finanziato Union Migranet. Questo progetto mirava di inserire nel mercato del lavoro. Allora abbiamo detto noi, queste povere che sono venuti qui, almeno noi diamo un supporto. Quindi subito abbiamo dato anche apertura, uno sportello presso il comune di Trieste, servizio sociale, che davamo un supporto amministrativo burocratico alle famiglie private che hanno accolto questi ucraini. Sono state accese dopo il conto alla rovescia in Friulano le luci di Natale a Udine. A dare il via al countdown è stato il sindaco di Udine Pietro Fontanini insieme all'assessore ai grandi eventi Maurizio Franz e l'assessore regionale Sergio Emidio Bini. 2 alberi di Natale posizionati tra Piazzetta Leonello e Piazza Duomo sono stati donati alla città di Udine dal comune di Paolaro. L'accensione dei 2 alberi ha dato il via all'accensione di tutte le luminarie della città. Il sindaco Pietro Fontanini ha ringraziato tutti i donatori privati che hanno investito nelle luminarie. E nel pomeriggio di Udine di oggi è stata inaugurata la 33esima edizione di Idea Natale. Alla Fiera di Udine fino a domenica 27 novembre ci sarà la possibilità di visitare 150 espositori presenti a ingresso gratuito. Tra un mese sarà Natale, a farci vivere nel migliore dei modi la piacevole attesa ci pensa Idea Natale, che da 33 edizioni occupa un posto speciale nelle aspettative degli oltre 150 espositori presenti. Sotto l'albero non mancano i libri presentati dagli editori locali, incontri con gli autori, ma anche spettacoli di musica e danza. Appuntamento alla Fiera di Udine fino a domenica 27 novembre, ingresso ed eventi collaterali gratuiti. Idea Natale sia ormai una fiera consolidata in Friuli Venezia Giulia, prova ne è l'affluenza così copiosa fin dalle prime ore dell'apertura, quindi siamo orgogliosi di questa Idea Natale che, devo essere sincero, non ha mai deluso negli anni in cui è stata fatta. Solo nel 2020 non si è fatta Idea Natale, quest'anno si riparte senza mascherine. Quali sono le aspettative di queste 3 giornate? Qui c'è la possibilità di trovare veramente qualsivoglia tipo di regalo, dal libro, come dicevamo prima, ad un oggetto e anche a qualcosa da mettere sotto i denti, qualcosa di agroalimentare da trovare sotto l'albero. Credo che non faccia assolutamente male, anzi sia un buon regalo. I friulani da oggi hanno più voce, presentato nel Palazzo della Regione Udine il primo numero del settimanale La Voz dai Furlans e il sito web di informazione quotidiana tutto in lingua friulana edito dal gruppo Media Friuli. Per la diffusione e promozione della lingua friulana il tema dell'informazione giornalistica è centrale. Una comunità ha bisogno di vedere corrisposto questo servizio perché è il modo più diretto per avere un approccio con una lingua nella quotidianità. Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla lingue minoritarie Pierpaolo Roberti alla presentazione del settimanale. È un giornale non solo dei friulani, ha sottolineato l'assessore Roberti, ma di tutta la comunità regionale che risponde nei migliori dei modi al piano di politica linguistica regionale. Il friulano come lingua da usare sempre, ovunque, è la chiave di volta per garantirle un futuro, ha ricordato il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Un plauso all'iniziativa che risponde a pieno titolo
titolo al piano di politica linguistica regionale è stato espresso dal presidente dell'Arlef, che ha ribadito quanto sia essenziale impegnarsi ad ogni livello per favorire la conoscenza e l'uso della lingua friulana. In tal senso, ha detto Eros Cisirino, ringrazio il gruppo Media Friuli per lo sforzo prodotto a fronte di un bando regionale per la cui aggiudicazione il livello richiesto era molto elevato. L'amministratore delegato e direttore editoriale di Media Friuli, Alfonso Di Leva, ha sottolineato la duplice importanza dell'iniziativa editoriale. La nascita di un nuovo giornale rappresenta un giorno di festa perché una nuova testata ci rende tutti più ricchi e liberi. Il nuovo giornale ha due valori in più: dà voce a una comunità nella sua lingua e soprattutto è scritto. L'uso della Marilenghe è diventato il faro che ci ha guidato nella realizzazione di vari prodotti del gruppo, ha detto il direttore responsabile della Voz dei Furlans, Rossano Cattivello. Alla nostra nuova iniziativa editoriale è dedicata la puntata di questa sera di Screenshot, in onda alle 19:45. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con tutte le notizie sportive. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.